Ennesimo femminicidio in Veneto, stamane a Lonigo un uomo ha ucciso la moglie con alcuni colpi di pistola, poi è fuggito. L'assassino si è poi sparato e è morto poco dopo in ospedale. Dramma a Pianezze, moglie e marito trovati dal nipote impiccati nel capanno in giardino. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di omicidio o suicidio, ma rimane il giallo. Cona si può svuotare in una settimana, a dirlo il sindaco Panfilio all'indomani delle dichiarazioni del prefetto di Venezia, che aveva detto che per ora la struttura non avrebbe chiuso. Allarme e sicurezza a Padova, ieri sera commercianti in piazza per una manifestazione che si è trasformata in una sorta di ronda in alcune vie della città fino alle 4 del mattino. Nuova ondata di maltempo ieri sera in Veneto, le zone più colpite con allagamenti e frane, il Veronese e i comuni del quartiere del Piave nella Marca Trevigiana. Sopralluogo stamane ai cantieri del ponte della Priula a Susegana, cronoprogramma rispettato, entro aprile i lavori saranno terminati. Tuffo e Buranelli, ma anche scritte sui muri dei monumenti della città di Treviso, il Consiglio Comunale sta pensando a delle contromisure come lezioni di educazione civica. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano due tragedie familiari che si sono consumate nelle ultime ore nel Vicentino. La prima si è verificata questa mattina a Lonigo, un uomo ha ucciso la moglie, un servo ha sparato all'ex compagna e poi si è tolto la vita. La cronaca di un omicidio per molti versi, purtroppo, come è già accaduto in passato, annunciata. La morte all'improvviso, 3 colpi di pistola, uno dietro l'altro, veloci, letali, spietati, 3 colpi che spezzano il silenzio di una giornata che nasce, di una vita che finisce, lì, su una strada qualsiasi, in zona industriale, a Lonigo. Sono quasi le 8 del mattino quando in via Campistorti si consuma la fine tragica di una storia d'amore, di una storia di odio, di risentimenti, di cattivi pensieri. Una tragedia annunciata, lui e lei, serbi, in Italia avevano cercato una nuova vita, poi le liti, le incomprensioni, la separazione. All'uomo, diventato violento, aggressivo, era stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna alla loro casa di Orgiano, nel Basso Vicentino, in una striscia di campagna stretta sotto i colli. Si era trasferito a Lonigo, ma quel rapporto finito per lui era diventato un tarlo, una follia che sfociava, nonostante i divieti di avvicinarsi, in nuove prepotenze, in altre brutalità verso la compagna. Una deriva che lo aveva portato agli arresti domiciliari, che però non lo hanno fermato, non hanno potuto arginare i risentimenti più feroci. Era evaso da quella casa di Lonigo in cui avrebbe dovuto restare chiuso e da luglio i carabinieri non avevano più sue notizie. È ricomparso stamattina, inatteso, per l'ultimo atto, forse pianificato, forse improvvisato. Ha affrontato la moglie che stava andando al lavoro in macchina, l'ha bloccata in mezzo ai capannoni della zona industriale, armato di pistola per strapparle la vita, e ha fatto fuoco. Il corpo della donna è stato trovato per terra, vicino alla sua auto, pochi attimi di vita, poi la morte. I carabinieri si sono messi sulle tracce dell'assassino, è iniziata la caccia al killer. Le strade al setaccio, i posti di blocco, ma di lui niente, sparito un'altra volta come uno spettro. Poi, poco dopo 12:30, è ricomparso ancora nella stazione di servizio di Arino Est, a Dolo, nel Veneziano, lungo la A4. La polizia stradale ha intercettato la sua Passat grigia, lui ha sparato 2 colpi di pistola contro gli agenti, poi ha tentato l'ultima evasione, l'ultima fuga, quella dalla vita, ha girato la canna della rivoltella verso di sé e si è sparato un colpo in bocca. I medici del 118, accorsi sul posto, lo hanno trasportato in gravissime condizioni con l'elicottero all'ospedale di Padova, dove alle 4:15 è morto. Lui 40 anni, lei 32, uccisi dalla stessa pistola, uccisi dalla stessa mano, quella di un uomo che non ha saputo, che non ha voluto frenare la sua feroce follia. Fino a qui la cronaca, ma abbiamo avvicinato chi per primo ha dato l'allarme e ha assistito la donna subito dopo l'agguato. Nelle sue parole il racconto di quei drammatici minuti. All'inizio si pensava che fosse dei petardi, ma
quando siamo andati là vicino, dopo un po' che abbiamo guardato in giro nel chiamare il soccorso, ci siamo accorti che c'erano 3 bossoli per terra, non ci siamo accorti che erano 3 spari, proprio zero. All'inizio abbiamo mica proprio pensato che erano spari. Avete visto il corpo per terra? Sì, ho visto il corpo. Siamo andati in soccorso, siamo chiamati 118. Era ancora viva? Sì, all'inizio sì. Cosa ha detto? No, non parlava, era incosciente, era sdraiata di fianco. Dove era stata colpita? Beh, non lo so, in teoria 2 colpi erano sul petto e uno era sulla testa, ma non posso essere sicuro. A quel punto avete subito lanciato l'allarme? Sì. Abbiamo chiamato il 118 e dopo, nel frattempo loro sono usciti e hanno visto tutto. Sì. Basta. È morta lì poi sulla strada? Sì. È morta quasi tra le braccia? Sì. Altro dramma, questa volta a Pianezze, moglie e marito trovati privi di vita, impiccati nel capanno del loro giardino. Si tratterebbe, secondo gli inquirenti, di un omicidio-suicidio. Quando Luca, 31 anni, apre la porta della casetta in legno, si imbatte nella scena più tragica che un figlio possa immaginare. I genitori sono impiccati, il ragazzo che viveva con loro compone subito il 118, ma quando il personale medico arriva nella villetta di via Moscardina a Pianezze, nella cintura bassanese, per i 2 non c'è già più nulla da fare. L'esame esterno del medico giunto sul posto chiarirà poi che la morte potrebbe risalire alla serata di mercoledì, quindi a 24 ore prima del ritrovamento. La scena che ci si è parata davanti a seguito di un'attivazione sul 112 è quella di 2 coniugi deceduti con impiccagione all'interno di un capanno degli attrezzi. Stiamo vagliando l'ipotesi che comunque al momento dai primi rilievi tecnici effettuati esclude l'intervento di terze persone. Le ipotesi sul tavolo degli investigatori rimangono dunque circoscritte nel perimetro del duplice suicidio o di un omicidio-suicidio. La seconda è la pista calcata con più convinzione dagli investigatori. L'uomo, il pensionato 58enne Walter Magrin, potrebbe in qualche modo aver convinto la moglie Paola Bosa, di 56 anni, ceramista, a togliersi la vita per poi compiere a sua volta il gesto estremo. Sul corpo dei 2 non è stato trovato alcun segno di violenza. Per questa ragione, secondo gli inquirenti, la donna non avrebbe ostacolato il marito nel mettere a punto il suo piano. Non ci sono segni di violenza esterna, non ci sono segni di penetrazione dall'esterno all'interno dell'abitazione. Toccherà all'esame autoptico chiarire come siano andate le cose ed in quali condizioni psicofisiche si trovassero i 2. È in programma un'autopsia, come è stato confermato dal pubblico ministero di turno. Se sulle modalità in cui è terminata la vita dei 2 coniugi potranno essere d'aiuto gli accertamenti necroscopici per fare chiarezza sulle ragioni che hanno spinto al gesto estremo, invece con buona probabilità faticherà ad esserci qualcosa di certo. Nessun biglietto che giustifichi in qualche modo la loro scelta, né una situazione economica o di depressione conclamata, tale da giustificare agli occhi della comunità quel che è successo. Voltiamo pagina, emergenza migranti, Cona si può svuotare in una settimana, a dirlo il sindaco Panfiglio all'indomani delle dichiarazioni del prefetto di Venezia. La strategia è chiara, dipende qual è l'obiettivo, vogliamo chiudere la Cona o vogliamo dimezzare i numeri e tenere aperto quello che altri hanno fatto? Bene, la politica oggi può assolutamente riuscire a farlo, basta che voglia. Le modalità ci sono. Il primo cittadino di Cona risponde così all'indomani delle dichiarazioni del prefetto Zappalorto durante il vertice con i colleghi della regione tenutosi a Treviso. Per il momento, aveva detto, non si smantella nulla. La direttiva ministeriale c'è e lì dobbiamo prenderne atto, ma prima di prendere qualsiasi decisione voglio consultare l'Avvocatura dello Stato. Nel frattempo tutto rimane così com'è. Quindi ed ecco a gestire l'hub di Cona fino a contrordine. Ed ecco deve essere liquidata, messa da parte e alcune persone dello Stato gestiscano la liquidazione. Ripeto ancora, Cona si può svuotare in una settimana. Panfiglio ribadisce, e lo fa ormai da anni, che svuotare Cona non è impossibile né così difficile. Ci sono varie modalità per svuotare Cona. In parte
andare a rimpiazzare i posti vuoti dell'accoglienza esistente, diffusa nel Veneto. Ma a conti fatti non penso che arriveremo più di 100-150 posti. Ci sono altre modalità, quelli che sono state fatte in modo emergenziale a Cona, da Minniti, quando ha spostato 100 persone a Bologna, quando sono state spostate 250 persone. Dunque la mano deve passare alla politica coraggiosa e io invito il governo Salvini a farlo, perché può farlo senza fare rumore. Andiamo a Padova, dove l'allarme sicurezza rimane sempre alto. Di fronte alla lunga serie di spaccati in negozi e ristoranti del centro storico, un gruppo di commercianti ha presidiato alcune vie delle città fino alle 4 del mattino. Hanno sfilato dapprima rumorosi per manifestare la propria rabbia, quindi silenziosi nel cuore della notte, armati anche di torce, soprattutto di cellulari, in quella che è stata definita una passeggiata di solidarietà, ma che in realtà è una sorta di ronda a difesa di un centro storico che da almeno un mese è sotto attacco come non mai dalla criminalità. Furti e spaccati ai danni di negozi, bar e ristoranti di Padova, sostengono commercianti ed esercenti che hanno partecipato all'iniziativa, hanno ampiamente superato i livelli di guardia. La cosa che ci ha sorpreso è che abbiamo notato che non in tarda nottata, perché siamo andati avanti fino quasi alle 4 della mattina, ma anche alle 10 e mezza di sera la città è deserta, non c'è nessuno che passa e quindi questo è un terreno fertile per tutti i criminali, tutti i malintenzionati che vogliono ovviamente fare colpi in maniera indisturbata. La manifestazione ha fatto tappa davanti a diversi negozi colpiti dai ladri, ma non c'è solo la criminalità nelle preoccupazioni di chi vive o lavora in centro a Padova. Contro l'estensione della ZTL alle 23:30, che ha già raccolto centinaia di firme da portare in comune, c'è anche chi vede il provvedimento come penalizzante per la propria attività. Le zone a traffico limitato vanno a ridurre molto di più il bacino d'utenza e degli avventori e delle persone che vogliono passeggiare in centro storico, quindi io credo che sia una misura da rivedere con urgenza. L'intenzione è di rendere le passeggiate notturne un appuntamento fisso. Almeno un paio di volte alla settimana possa essere ripreso e si possa dare un messaggio ai criminali che qui a Padova, terreno fertile per loro, non ce n'è. Nuova ondata di maltempo in Veneto, tra le zone più colpite il Trevigiano e il Veronese. Qui lo ricorderete, appena 4 giorni fa diversi comuni erano stati messi in ginocchio dall'ennesima bomba d'acqua. Veronese nuovamente in ginocchio a causa del maltempo. Dopo la bomba d'acqua che domenica notte aveva interessato la provincia dal capoluogo alla Valpolicella, ieri sera nuova ondata di maltempo che si è abbattuta in diversi comuni veronesi. I vigili del fuoco fino all'alba di oggi sono stati impegnati per una decina di interventi di prosciugamento e rimozione di alberi pericolanti nella zona nord. L'acqua ha invaso scantinati, cantini, via San Francesco, via Valpolicella, viale del Lavoro, via Casa Zamboni, nelle frazioni di Arbizzano a Negrara. Squadre dei pompieri hanno lavorato con motopompe per prosciugamenti anche via Masprone e Galmani a Verona. Vigili del fuoco poi al lavoro anche per alberi pericolanti sulla sede stradale lungo la statale 62 a Mozzecane, a San Giovanni Lupatoto. Appena 4 giorni fa i comuni dell'est e ovest veronese si erano trovati a fare i conti con fiumi di acqua e fango che avevano inondato strade, garage e primi piani di abitazioni, danni ingentissimi anche alle coltivazioni. Per questo evento era stato decretato lo stato di emergenza. Un fenomeno, quello dei nubifragi localizzati e intensi, che vede il Veneto il più colpito d'Italia. I dati del meteorologo Giancarlo Iannicelli. Nel 2017, quindi nell'anno scorso, il Veneto è stata la regione più colpita da effetti di instabilità, quindi effetti strani, forti, hanno colpito soprattutto il Veneto. Un triste primato che nella nostra regione rischia di bissare anche per l'anno in corso.
E il nubifragio di ieri pomeriggio a Fara di Soligo è l'ennesimo esempio di un clima profondamente cambiato, soprattutto negli ultimi anni. Cambiamenti climatici ci sono sempre stati, ma così velocemente non si era mai verificato nella storia. La concentrazione delle precipitazioni una volta erano più diluite, magari nel corso dell'anno era la stessa quantità. Fatto è che questi ultimi anni si concentra la stessa quantità, magari invece che un mese, addirittura in un giorno, se non in un'ora, 2 ore. Quindi capite che naturalmente questo crea grossi problemi. E poi gli effetti di instabilità. Per la prima volta nel Veneto abbiamo avuto non le trombe d'aria a cui eravamo più o meno abituati, ma addirittura un tornado, quindi della stessa famiglia ma molto più intenso. Tutti aspetti legati all'aumento delle temperature, con estati sempre più lunghe e inverni sempre più miti. Abbiamo oltre 30 gradi, 34, 35 che durano quasi tutta l'estate, 2-3 mesi. Temperature registrate all'ombra della capannina, sottolinea il meteorologo, quindi per certi versi differenti dalla situazione reale. Se mettiamo, come abbiamo messo, un termometro al sole, si raggiungono i 60 gradi, quindi il disagio di una persona che è fuori sotto il sole sono i disagi di 60 gradi con ulteriore percezione per quanto riguarda l'umidità. Un clima a cui ci dobbiamo abituare, secondo il generale Iannicelli, con precipitazioni brevi e molto intense, ma anche molti giorni di sereno e temperature estive. Si annuncia qualche giorno di bel tempo, quindi ancora sabato e domenica, inizialmente una velatura, comincia a essere autunno, un po' di attività durante il pomeriggio, ma è sostanzialmente tempo stabile, quindi un buon fine settimana, ma potremmo dire che anche gran parte per ora della prossima settimana sarà all'insegna del tempo stabile, con temperature che riguadagneranno terreno, quindi arriveremo, se non ai 30 gradi, vicini ai 30 gradi. Un fine settimana di bel tempo dunque che aiuterà i comuni del quartiere del Piave nel Trevigiano, in particolar modo Fara di Soligo, a rialzarsi dopo la bomba d'acqua che ieri sera li ha colpiti, provocando allagamenti e frane. Di questa entità non ce l'aspettavamo, ecco, quindi sono straripati alcuni canali, alcuni fossi in comune di Farra, il tutto si è concentrato sulle colline dietro Farra, da Colagù alle colline di Farra, e improvvisamente è scesa questa marea di acqua e i fossi sono straripati. Questo era il Rio Farra ieri pomeriggio verso le 19, quando nel quartiere del Piave, in genere in tutta la pedemontana trevigiana, si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua. Colpite in particolare diverse abitazioni di Fara di Soligo, scene per molti cittadini impensabili lungo questo torrente che normalmente è quasi in secca. Una massa d'acqua e detriti che hanno invaso negozi e scantinati in centro al paese, ma anche in Borgo Grotta e in Via dei Cavai. Abbiamo avuto un disastro, come si può vedere, e è arrivata fino a 1,60 m l'altezza dell'acqua nel sotterraneo. Fortunatamente poi è uscita dalle finestre della taverna e poi sono arrivati i pompieri e insieme fortunatamente a un gruppo di amici abbiamo risolto il risolvibile. I mobili qui ben qui sono perdere perché non è del legno. Ma è la prima volta che capita qua a me sì. Un evento del genere? Qua sì, da me cognà no, è la seconda. Bisogna organizzarsi in maniera diversa, non so, mettere dei paratie tipo Venezia? Questa è l'idea magari? Non so, bisogna parlare col sindaco, vedere come si può fare. Perché una volta che ne era fossi dappertutto, adesso non viene più. E il fango che ne era dappertutto dentro e qua, è così. È il disagio dopo del Sì, anche la paura stessa, perché non sempre per aria queste robe, allora si prende un po' paura. Dopo il nubifragio arriva la conta dei danni, in particolare per le frane e gli smottamenti che hanno colpito il Colagù. Nelle foto le condizioni dell'accesso al colle da sud, con la strada chiusa per lo smottamento. Chiusura della strada anche da nord, in questo caso la furia delle acque ha portato via in più punti la parte sottostante della carreggiabile, lasciando in sospensione solo la soletta di cemento. Qualche centinaio di migliaia di euro sicuramente di danni ci sono, anche perché in collina ci sono alcune strade che sono ancora chiuse perché ci sono state delle frane e per cui bisogna intervenire, soprattutto adesso che è il periodo delle vendemmie, intervenire velocemente anche per ripristinare la viabilità collinare. Limitati i danni sulle rive del Prosecco con piccoli smottamenti. Infine brutta avventura per 2 giovani che durante il nubifragio stavano percorrendo lo stradone da Fara verso Sernaglia, con l'acqua che ha fatto slittare la loro auto dentro un canale. Un'auto con 2 ragazzi a bordo è uscita di strada, è entrata nel fosso, è sparita proprio sotto l'acqua, e quella che è stata, diciamo, la fortuna loro e la gioia nostra è quella che sono riusciti a aprire i finestrini e uscire dai finestrini. Ecco, io quando li ho visti.
Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Palafavera, siamo a Zoldo Alto nel Bellunese, un operaio di 29 anni è caduto per cause che ora dovranno essere chiarite dai carabinieri da una scala. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso, si trova ora in prognosi riservata per una emorragia cerebrale. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Di nuovo in diretta, oggi sopralluogo a Susegana, in provincia di Treviso, ai cantieri del Ponte della Priula. Nuovo sopralluogo questa mattina al cantiere di Ponte della Priula. Gli interventi sono iniziati il 30 maggio e sono parte di un progetto di intervento sul ponte storico, infrastruttura dei primi del Novecento, della lunghezza di 430 metri, composta da 20 arcate. Il progetto prevede un allargamento complessivo della sede stradale di 3,20 metri, con uno sbalzo di 1,60 m su entrambi i lati del ponte. L'impalcato terminerà inoltre con una pista ciclabile laterale però in senso di marcia ed è previsto il riposizionamento del parapetto originario costituito da elementi metallici. È un'opera esemplare, non è solo un'opera infrastrutturale ma anche una conservazione del monumento storico, quindi il mio applauso va a ANAS per il grande lavoro che sta facendo, perché per aprile sarà consegnato. Per un cantiere aperto un altro attende una soluzione, ed è il ponte di Vidor. Noi stiamo a sostegno della provincia, è una partita nella quale io vorrei coinvolgere anche ANAS se c'è una disponibilità di massima per affrontare questa opera. È un'opera del 1922 mi si dice, prima era in legno, adesso ovviamente è in muratura, però il ponte ha bisogno di essere recuperato. Inevitabile poi il riferimento alla tragedia di Genova. Su questo ponte ci siamo mossi assieme a ANAS in tempi non sospetti, è dal 2005 per avere un cantiere dopo 13 anni. In generale in Veneto abbiamo dato incarico a Veneto Strade di fare un monitoraggio ancora in tempi non sospetti, non dopo Genova, e abbiamo anche stanziato sempre in tempi non sospetti 15 milioni di euro per manutenzioni. Abbiamo un monitoraggio e una foto dei diversi viadotti. Rimanendo in termini di cifre, la somma stanziata per l'intero corpo degli interventi ammonta a un totale di circa 9.300.000 euro, 270 i giorni previsti prima che il traffico possa ripassare sullo storico ponte della Priula. Entro poche settimane 560 risparmiatori delle banche truffate riceveranno i primi ristori. Dalle parole ai fatti abbiamo iniziato a fare sul serio, lo ha annunciato il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci. Grazie infatti ad un emendamento proposto dal MEF, ha continuato Bitonci, e inserito nel milleproroghe, i risparmiatori ai quali è stato accolto il ricorso dall'arbitro per le controversie finanziarie della Consub potranno richiedere il rimborso in via immediata con un limite massimo del 30% e un tetto di 100 milioni di euro. In pochi mesi, ha continuato poi il sottosegretario all'economia, siamo riusciti a fare quello che il PD ha solo millantato, avendo a disposizione molto più tempo. Questo è solo l'inizio del processo di rimborsi. In legge di bilancio, infatti, le nuove risorse permetteranno il ristoro di migliaia di truffati. E adesso la vicenda del tuffo ai Buranelli domenica notte a Treviso, investigatori sempre più vicini agli autori, mentre il dibattito si sposta alla prevenzione. Due le iniziative che sono allo studio del Consiglio Comunale di Treviso. Sempre più vicini agli autori del tuffo dei Buranelli, gli investigatori della Polizia Municipale di Treviso. Mentre si moltiplicano gli appelli agli autori perché si facciano avanti mitigando così le conseguenze del loro gesto, tra i banchi del Salone di 300 si discute sull'insieme delle gesta di sfregio che i giovani infliggono alla città. È molto probabilmente una questione di ignoranza della storia della propria città, delle bellezze che essa ha e della fortuna di essere nati in una città che offre molto anche dal punto di vista storico-architettonico come Treviso. Giovani ignoranti dunque, e non solo della storia dei Buranelli. Il consigliere Barbisan cita un altro luogo che sta subendo quotidianamente piccoli e grandi vandalismi. Questo si aggiunge anche alla questione della Loggia dei Cavalieri, dove ci sono parecchie scritte su colonne che ricordiamo sono del 1200, di un edificio storico quasi irripetibile in tutta Europa, e quindi noi dobbiamo richiamare tutta la popolazione, le famiglie, i giovani in primis, a un maggior senso di responsabilità. Per questo sono due le iniziative che la nuova amministrazione sta approntando. Una generazione che non conosce la propria storia, la storia della
nostra propria città. Noi vorremmo introdurre il Consiglio Comunale dei ragazzi, vorremmo introdurre ore di educazione civica all'interno delle scuole elementari, delle scuole medie, per far capire a questi ragazzi in quale patrimonio si trovano, in quale splendida città hanno avuto la fortuna di nascere. Queste elezioni contro l'ignoranza, ma nel tuffo dei Buronelli, secondo il consigliere Barbisan, c'è anche troppa spavalderia. Perché pensano forse di farla sempre franca, pensano che chi a Venezia si è gettato nel canale è stato ripreso da un telefonino e poi lanciato nei social network e ha avuto migliaia di condivisioni, forse pensano che quella persona sia un eroe e che non sia stata punita. È bene che i ragazzi di Treviso sappiano che quei turisti a Venezia sono stati duramente puniti e condannati e che non è il caso che anche loro facciano la stessa fine. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Migliora il tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 8 settembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, grazie all'aumento della pressione atmosferica. Ampio soleggiamento dunque sulla nostra regione, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, ampio soleggiamento dunque con cielo sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 15 e 18 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 26 e 29 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione grazie alla rimonta dell'anticiclone. Sarà infatti ampiamente soleggiato al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Massime comprese invece tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.